Un ottimo momento di confronto ad ampio raggio che ha visto la partecipazione di imprenditori, tecnici, istituzioni e politici è stato quello organizzato da Confagricoltura Agrigento qualche giorno fa. Agricoltura e turismo sono infatti un binomio in particolare nel sud, motore di sviluppo che necessita però di particolari politiche di valorizzazione delle produzioni e dei territori. La Sicilia in ciò può giocare un ruolo di primaria importanza. Si chiede anche una proficua collaborazione da parte delle istituzioni. Ecco, come Regione quale tipo di presenza fate per sostenere l'agricoltura in un momento in cui abbiamo visto che ci sono state anche numerose calamità naturali che hanno contribuito sicuramente a peggiorare uno stato di crisi già esistente? Beh, intanto un connubio che per noi è diventato con il governo Musumeci assolutamente indefettibile, e cioè agricoltura, turismo e ambiente. In un tempo in cui tutti gli indicatori ci dicono che per troppi anni l'ambiente è rimasto terra di nessuno, noi stiamo lavorando con misure concrete, considerate proprio per la ricaduta che questo ha sulla nostra agricoltura e sui nostri fondi, che per la prima volta e dopo 40 anni abbiamo finanziato la pulizia di 96 aste fluviali. Questo significherà, grazie anche all'attivazione dell'autorità di bacino del distretto idrografico, un maggiore controllo del nostro territorio, una maggiore tutela, e in campo agricolo, proprio per quello che sto dicendo, l'attività di prevenzione che dobbiamo continuare a fare costa certamente meno, forse anche la metà dell'attività che si deve fare necessariamente dopo che si è procurato un danno. Siamo presenti, stiamo lavorando in grande sinergia, siamo fiduciosi. Decisamente sì, noi siamo sempre presenti perché riteniamo che le associazioni di categoria e l'ordine professionale debbano percorrere strade comuni per il bene del tessuto sociale, della società e dell'economia. La nostra professionalità, assieme ai centri di assistenza agricola, assieme appunto a chi gestisce quotidianamente le aziende agricole e le accompagnano in un percorso di produzione, di quotidianità, non possono prescindere dalla consulenza tecnica dei colleghi, dei dottori agronomi e dei dottori forestali. È una giornata particolarmente importante, ricchia di interventi, soprattutto in questo momento storico di grande cambiamento e di chiusura di una intera programmazione, dove speriamo possiamo portare sul tavolo nuove proposte, nuove iniziative a tutela sempre di quella che è la nostra economia principale. Sì, io mi occupo di vino, sono anche presidente di Assovini, che è un'associazione che mette insieme 100 produttori siciliani che esportano vino in tutto il mondo. Il vino attraversa un momento diciamo abbastanza buono, soprattutto se confrontato con il resto dell'agricoltura siciliana, quindi come dire, da parte mia la giornata sarà dedicata a portare un po' il pensiero del vino, nella speranza che le pratiche del vino diventino pratiche di altri settori dell'agricoltura siciliana, che attraversa appunto un momento non facile perché siamo indietro nella programmazione, ma abbiamo tante opportunità, credo che vanno colte, per cui positività e voglia di fare. Allora, la produzione quest'anno è stata scarsa, o addirittura abbiamo avuto produzione zero in molti comparti. Che cosa si può fare? Che cosa può scaturire da questa giornata? L'attenzione delle istituzioni nei confronti di un comparto che è quello dell'agricoltura, fondamentale per il vivere quotidiano, un'agevolazione non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista fiscale, burocratico, insomma un po' di attenzione in più. L'agricoltura è un settore a cielo aperto che sempre di più ha sofferto, soprattutto in relazione a questi cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo, stanno provocando in continuazione dei danni. Abbiamo tante sfide, una delle sfide è l'architettura verde che ci chiede un po' la Commissione europea per i prossimi anni, e la Sicilia, dobbiamo dire che grazie alla superficie biologica è quella che ha sempre di più risposto a questa sfida del green in agricoltura. Sicilia è una terra dove l'olivo, la vite, il mandorlo, tutte queste colture immerse nel verde mediterraneo riescono a dare un segnale all'ambiente e all'economia green più di tante altre cose. Proprio in questa direzione la scelta operata dal governo regionale di aprire a tutta l'agricoltura biologica, in questi giorni proprio è stata presa questa decisione dal governo e dalla regione, in maniera tale che tutte le aziende che hanno partecipato al bando 2019 saranno finanziate per un importo annuale di 40 milioni di euro e complessivamente circa 200 milioni di investimenti. Quindi questo, una grande attenzione al green e al verde, perché l'agricoltura con la sua grande qualità in Sicilia possa continuare a fare reddito e occupazione. Guardi, intanto è una giornata molto importante perché abbiamo il piacere di avere il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimo
Massimiliano Gianzanti e tutti i massimi dirigenti regionali. Il nostro contributo, come sempre, è quello di portare l'infa al dibattito, e come associazione giovanile sicuramente abbiamo un occhio di riguardo per quello che riguarda la politica giovanile inserita nei PSR, nei programmi di sviluppo rurale. In particolar modo stiamo vivendo adesso un periodo veramente difficile con la misura 6.1 che ha avuto diversi intoppi, e comunque noi siamo sempre disposti al dialogo con le istituzioni, a portare i nostri suggerimenti se del caso. Certo è che la situazione odierna è preoccupante, si rischia il disimpegno delle somme, un motivo in più per essere sempre presenti in ogni occasione di dialogo con le istituzioni e con il mondo agricolo e la cittadinanza tutta. Un aspetto importantissimo è quello del ricambio generazionale. Oggi avremo modo di discutere di molti aspetti legati a questo fattore proprio fondamentale per la nostra agricoltura. La 6.1 prende in considerazione degli investimenti che le aziende agricole possono affrontare in modo da poter svilupparsi al meglio. Purtroppo oggi questa misura a causa di alcune sentenze è bloccata, pertanto noi chiediamo alle istituzioni una stretta collaborazione. Personalmente mi sento di dire che i giovani di Confagricoltura sono sempre presenti e convinti che il dialogo possa portare alla soluzione migliore.